Buongiorno a tutti, sono Roberto Cottu della Remax Mistral di Cagliari. Oggi siamo a Sydney e quello che vi sto per presentare è un immobile semi-indipendente con tanti punti di forza che vi vado appunto a spiegare. Siamo all'ingresso dell'immobile e questo è un immobile all'angolo fra due strade, tra l'altro con un'esposizione davvero positiva e ottimale, anche perché prende luce e sole durante tutto l'arco della giornata. Tra l'altro stiamo parlando di una metratura interna di quasi 150 metri quadri ed un cortile ad angolo di 150 metri quadri con due accessi carrabili esattamente nelle due strade perpendicolari, oltre che chiaramente all'accesso pedonale indipendente. Non c'è condominio e 4 gradini ci sollevano, diciamo, dal piano stradale. È un immobile completamente da ristrutturare che, seppur adattato a vostre esigenze, può essere chiaramente trasformato eliminando o ponendo nuovi tramezzi o spostando alcuni tramezzi presenti. Attualmente abbiamo 3 vani, un soggiorno, una cucina, un cucinotto e un bagno, più un locale ad uso lavanderia di sgombero esattamente esterno nel cortile. Siamo all'ingresso e questo piccolo disegno già divide i due ambienti, uno da una parte e uno dall'altra. Tanti metri quadri a disposizione, vi faccio vedere esattamente il primo, facente funzioni ed era utilizzato come un soggiorno. Abbiamo 2 ampie finestrature, una direttamente sulla strada principale ed una su uno dei 2 lati del cortile AR. Da questa parte entriamo nel disegno tenendo presente che esattamente qua dietro, abbiamo il vano cucina, quindi esattamente possono anche essere presi e comunicati. Da questa parte, esattamente dall'altra parte del disegno d'ingresso, abbiamo un altro vano sempre ampiamente finestrato su strada e questa è una camera matrimoniale. Altri vani li troviamo esattamente entrando come si usava una volta nell'ampio disimpegno, sicuramente era utilizzato anche come ripostiglio, ma che può essere sicuramente annesso per rendere assolutamente molto più efficiente l'immobile. Tenendo presente che da questa parte abbiamo il locale cucina col cucinotto, qua dietro lo vedremo tra poco il bagno e da questa parte 2 vani, li vediamo subito. Proseguo il disimpegno, cameretta finestrata sulla strada perpendicolare, quindi su una delle 2 strade ad angolo chiaramente. Da questa parte altro vano con una delle 2 porte finestre che ci portano sull'altro lato del cortile. Ricordiamo che i 2 cortili sono comunicanti aree. Qui alle mie spalle abbiamo il vano dedicato al bagno, evidentemente ricordiamoci sempre da ristrutturare, e da questa parte, attraversando questo largo disimpegno, entriamo in questo enorme vano accatastato come tinello, come cucina, con un grande camino alle mie spalle e da questa parte direttamente la finestra, ampia finestra sulla parte di cortile. Ricordiamo che tutti e 2 i cortili hanno un cancello autonomo, indipendente, tutti e 2 i cortili hanno un accesso carrabile. Da questa parte sicuramente nell'eventualità di qualche modifica ci sarebbe sicuramente bene una porta finestra che fa direttamente e rende più facile l'accesso al cortile. Ma da questa parte proseguiamo su quello che è il progetto originario. Cucinotto facendo funzione di cucinotto. Ricordiamoci che qua dietro abbiamo il vano del bagno, quindi abbiamo un muro di servizi in comune. E da questa parte l'uscita su uno dei 2 lati del cortile. Cortile, come vi dicevo poc'anzi, con il cancello autonomo che dà possibilità appunto di accedere anche in maniera carrabile. Da questa parte, per unire i 2 vani, abbiamo un vano assolutamente esistente. Ricordiamoci che l'immobile è completamente conforme. Questo vano è utilizzato attualmente come locale di sgombero, come
zona lavanderia, può essere utilizzato anche a seconda degli usi o dei benefici che ogni acquirente ha intenzione di dare. E poi abbiamo l'ultima zona, un'altra bella e grande zona cortile. Ricordiamoci, cortile che ha un cancelletto pedonale e anche carrabile. Sotto questa tettoia, che può fungere da box o da situazione al coperto, corre la parte di battuta in cemento con le due finestre e il cancello carrabile e pedonale dal quale appunto vi accoglierò qualora appunto vogliate visionare l'immobile. Vi ricordo che l'immobile è da ristrutturare, vi ricordo che sono circa 150 metri quadri interni più 150 metri quadri di cortile circa, con due accessi carrabili estremamente comodi e larghi, sia da una parte sia dall'altra strada perpendicolare. Siamo a Sinnai e quello che vi abbiamo presentato è un appartamento semi-indipendente o comunque un immobile che ha appunto le caratteristiche di semi-indipendenza, dato che appunto non c'è condominio. Io sono Roberto Puddu e quella che vi ho presentato, sfruttando anche le varie possibilità del 110%, oltre che una completa ristrutturazione, potrebbe essere la prossima la vostra casa. E mi potete seguire le evoluzioni di questo immobile e dei prossimi immobili sulle mie pagine professionali Roberto Puddu Agente Immobiliare, sia Facebook che YouTube. Io vi ringrazio, dalla Remax Mistral di Cagliari, Roberto Puddu vi saluta con una frase: posso vendere anche la tua.